Un saluto a tutti, carissimi di Tenda TV, Radio Palazzo Carli. Oggi, mercoledì 20 dicembre, quarto giorno della novena di Natale che ci prepara ormai a vivere, a celebrare questo grande mistero della nostra salvezza. Anche oggi ci viene incontro un Vangelo molto bello che scorsi giorni abbiamo visto Giuseppe, poi abbiamo visto la figura di Zaccaria, oggi ci viene incontro la figura di Maria. Vogliamo metterci in ascolto prima invocando il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ascoltiamo il Vangelo di oggi, allora, che è tolto dal Vangelo di Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al 38. È un Vangelo che conosciamo benissimo, l'Annunciazione. Lo sentiamo. Al 6° mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. La figura di oggi che ci accompagna nella riflessione al commento di questo Vangelo è la figura di Maria. Abbiamo visto Giuseppe, uomo giusto, Zaccaria, uomo incredulo. Oggi vediamo Maria piena di grazia. Così la chiama l'angelo nel Vangelo di oggi: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». E dopo, ancora più avanti nel Vangelo, poi troviamo scritto «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Che saluto strano che Maria riceve, che parole altrettanto. Infatti il suo primo atteggiamento di fronte a questa esperienza di annuncio di essere nella grazia e di trovare grazia, primo atteggiamento che Maria ha di fronte a questo annuncio è di turbamento. A queste parole ella fu molto turbata. Penso che nel prepararci a vivere il Natale, per poter far sì che l'esperienza del Natale, cioè del Signore che viene per rinnovare la nostra vita e aprirci a un di più di vita piena, siamo chiamati a fare come fa Maria. Arriva a dire: «Eccomi, sono la serva del Signore, si compie a me secondo la tua parola», soltanto nella misura in cui riesce a riconoscere che è piena di grazia e che sta ricevendo grazia. Anche noi siamo invitati a fare questo nelle nostre giornate, ogni giorno, accorgerci che il Signore
ci ha già colmati di grazia e continuamente ci dà grazia per coinvolgersi nel suo progetto di salvezza non solo per noi, per le persone che amiamo, ma per tutti. Perché è così? Maria viene coinvolta in questo progetto bellissimo non senza i suoi sogni. Abbiamo sentito, lei era promessa sposa già di un uomo, stava già camminando per questa via di realizzazione di una famiglia, di accoglienza della vita, e Dio raccoglie questo suo desiderio di vita, soltanto che con la sua grazia lo trasforma, o meglio lo rende più grande, buono per lei, buono anche per gli altri, di salvezza appunto. Allora, preparandoci il Natale, Maria, piena di grazia, nell'ascolto di questo Vangelo, ci aiuta, ci scuote nel guardare la nostra vita, ad accorgersi che il Signore ci ha già usato grazia in diversi momenti e ce ne sta dando. Quindi non abbiamo da aver timore rispetto al futuro, alle cose che ci stanno davanti. Mi fido della sua parola e scelgo, così si genera la presenza della salvezza. Anche da questo Vangelo vediamo rivelata una realtà di Dio che allarga gli orizzonti della vita personale per un bene comune. L'abbiamo già un po' accennato, è Lui, attraverso la presenza dell'angelo certamente, ma è Lui che si fa vicino nella quotidianità della casa di Maria, non è che l'ha cercata in altri posti, è nata nella sua quotidianità e l'ha coinvolta partendo dai suoi desideri a un di più di vita per tutti. Così anche noi, dentro le nostre relazioni di tutti i giorni, nelle realtà che viviamo quotidiane, che sia nella nostra relazione sponsale, amicale, sacerdotale, di amicizia, lavorativa, è lì che il Signore ci viene a incontrare per chiamarci a un di più di vita nell'accoglienza dello Spirito Santo, resi capaci di generare salvezza per gli altri. Natale. Bene, anche oggi allora attraversiamo la nostra giornata, le nostre relazioni, guardando alla grazia che c'è ed è operante, riconoscendo la presenza di Dio e chiediamo che venga per trasformare le nostre realtà, renderle sempre più umane e divine allo stesso tempo. Anche oggi vogliamo pregare questa invocazione della liturgia: o chiave di Davide e scettro della casa di Israele, che apri e nessuno chiude, chiudi e nessuno apre, vieni e libera lo schiavo dal carcere, che è nelle tenebre e nell'ombra della morte. Chiediamo al Signore la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci.